I contorni di questa rissa devono essere ancora definiti in maniera puntuale e sono state arrestate 2 persone nei cui confronti sono stati acquisiti elementi di reità per quanto riguarda l'omicidio. Sono i kosovari Valmir Gashi ed Erfim Manzuka, di 32 e 50 anni, 2 fermati per l'assassinio di Regip Kelgeci, 52 anni, l'uomo accoltellato al culmine di una violentissima lite in viale 4 novembre a Treviso. Gli stessi inquirenti parlano di una mattanza tra cinghie e coltelli che ha lasciato a terra altri uomini, 6 quelli portati in pronto soccorso con una prognosi tra i 15 e i 30 giorni, di questi 5 già dimessi. A parlare le tante tracce di sangue ancora presenti nella zona del delitto. Sullo sfondo un regolamento di conti, un debito non saldato di poco più di 500 euro, creditore sarebbe stato il figlio della vittima, anche lui presente, ma quello che in un primo momento sembrava un agguato nel corso della giornata si è rivelato un appuntamento programmato fra bande rivali. È un fatto gravissimo che però ha interessato delle persone di origine straniera appartenenti a dei gruppi familiari che sono radicati, che vivono qui da anni, che si sono contrapposti per questioni economiche. Non si esclude che alla base ci siano anche questioni legate al settore dell'edilizia, ambito nel quale opera buona parte delle persone interessate. Il 32enne arrestato, Gashi, risulta inoltre attualmente indagato per favoreggiamento in omicidio stradale, quello che nel maggio 2021 costò la vita a Luciano Paro in via Podgora. A coordinare i lavori della squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto, la procura trevigiana, che procede per omicidio volontario e rissa aggravata. È un fatto molto grave, è un tipo di reato che turba gravemente la sicurezza di una città e la percezione della sicurezza che hanno i cittadini. Cercheremo di fare il possibile perché rimanga un fatto isolato e non si trasformi in un fenomeno. Verrà sottoposto a una particolare attenzione il fenomeno degli scontri fra stranieri, sicuramente verrà attenzionato in maniera particolare.